Sabato e domenica a Milano il congresso federale della Lega Nord. Qualche migliaio i leghisti veneti che raggiungeranno il forum di Assago. Potranno entrare tutti i simpatizzanti in possesso della tessera da militante o da sostenitore e sono 32 i punti di partenza dei pullman dislocati nelle diverse province, tutti nel cuore della Lombardia, per far sì che il Veneto conti di più. Da Treviso come da Padova, anche negli ultimi giorni truppe e colonnelli hanno auspicato un maggiore peso della Liga Veneta nella Federazione del Nord che sarà guidata da Roberto Maroni, una richiesta che non resterà sulla carta. A questo punta quantomeno il pressing in corso in queste ore sull'unica figura in grado di garantire un'adeguata rappresentanza e al tempo stesso la giusta mediazione, Luca Zaia. Il nome del governatore era già circolato addirittura per la conduzione federale del partito dopo la resa di Umberto Bossi. A sponsorizzarlo era stato l'allora leader nazionale Giampaolo Gobbo, un'offerta all'epoca rifiutata dall'interessato. C'è una certezza che il sottoscritto non è mai stato candidato, nel senso che penso che il senso di responsabilità e di correttezza nei confronti dei cittadini mi porta a dire che un governatore lo deve fare a tempo pieno e non a part-time. Ma ora Zaia potrebbe ripensarci. Maroni avrà 3 vice, di cui uno con funzioni vicarie, un alter ego che potrebbe essere impersonato proprio dal presidente della regione, il figlio al prodigo convinto da madre Lega a dire ancora una volta sì. La sua accettazione permetterebbe fra l'altro di tenere radiografata la frattura fra l'ala che fa capo a Flavio Tosi e l'anima che fa riferimento a Massimo Bitonci, l'eterna spaccatura fra maroniani e bossiani, uno Zaia a Milano per mettere sotto tutela un Tosi in Veneto.